È iniziato il conto alla rovescia in vista della apertura di We Like Bike, la kermesse a San Daniele del Friuli e dintorni dedicata alla bicicletta, al turismo su due ruote e alla cultura legata al ciclismo, che offrirà una settimana ricca di iniziative, eventi agonistici e non, incontri e opportunità di contatto con i grandi interpreti del ciclismo moderno freschi reduci dal Giro d'Italia. Al centro commerciale Città Fiera, gli organizzatori hanno illustrato gli ultimi dettagli della manifestazione. Presentiamo tutta la manifestazione, un'anticipazione che serve semplicemente a attirare l'attenzione a casa di un fedelissimo sostenitore su questo evento che martedì prossimo si apre una settimana straordinaria. Abbiamo incominciato ad avere qualche giornata di bel tempo, speriamo che ci aiuti, è fondamentale. Martedì è un'apertura alla grande, cominceremo con i bambini che anticiperanno la kermesse con i campioni che si stanno dando battaglia nelle ultime ore del Giro d'Italia. Alcuni grandi nomi non li anticipiamo nemmeno per scaramanzia, perché sarà un'autentica succursale del Giro che si trasferisce a San Daniele per dare vita alla kermesse, che farà per 20 volte un percorso di circa 1500 metri con un traguardo in salita che sicuramente darà spettacolo. È in notturna, una illuminazione apposita che rende ogni metro del Giro una visuale affascinante, per cui ci aspettiamo un sacco di sostenitori, un sacco di appassionati, e questo aprirà alla grande la settimana, che continuerà con ulteriori competizioni e gare fino a giovedì con atleti non professionisti, tutte le categorie. Attendiamo, già a oggi sono centinaia gli iscritti, per cui ci saranno ore e ore di competizioni sullo stesso percorso dei campioni di martedì, per arrivare poi alle serate che sono affidate ai nostri amici giornalisti della RAI, che animeranno insieme a Francesco Moser, insieme a Cassani, insieme a altri grandi del ciclismo, alcune serate un po' nostalgiche e un po' di attualità, e inaugureremo nello stesso martedì un evento nell'evento, questo museo estemporaneo costituito con gioielli che ci sono stati imprestati da tutte le collezioni pubbliche e private di ciclismo e i musei di ciclismo d'Italia, che sono 33, ognuno dei quali presenta qualche chicca della sua collezione a San Daniele, e quindi c'è da scoprire quel patrimonio straordinario di storie, di passioni, di amore che segna il ciclismo e il suo affiancamento con la storia degli italiani, che sono quasi la stessa cosa negli ultimi 100 anni, per arrivare alla fine della settimana e inaugurare i 16 percorsi di We Like Bike, che sono destinati a durare nel tempo e che sperimenteremo. Chiunque verrà con noi a fare queste escursioni ci aiuterà a collaudare questi percorsi, a capire se sono tarati opportunamente, se la formula che abbiamo studiato è quella giusta, perché saranno escursioni accompagnate su percorsi tematici diversi, perché alcuni sono dedicati ai castelli, altri sono dedicati alle straordinarie risorse naturali del nostro territorio, altri semplicemente ai panorami e ai paesaggi bellissimi che ci sono dalle nostre colline salendo verso la montagna, e ci aiuteranno a capire se la formula è quella giusta per avviare stabilmente un nuovo percorso di sviluppo affidato al cicloturismo e alla sua capacità di intercettare flussi nuovi in arrivo dall'Italia e dall'estero. Ancora una domanda in realtà onnicomprensiva: avete avuto quante richieste dall'estero, soprattutto perché ci interessa sapere che tipo di appeal abbia verso i non friulani, e soprattutto quanto con la e-bike, perché è un progetto che si sposa bene con questa iniziativa? Allora, abbiamo già a memoria dati di qualche giorno fa, per cui non sono aggiornatissimo a oggi, ma qualche decina di prenotazioni che vengono dall'estero e altre che sono state annunciate per il periodo successivo, il che significa che la formula ha già seminato, perché questa soluzione vuole essere una risorsa stabile. Quindi sicuramente ne avremo in questi giorni e ne avremo dopo. Le bike è probabilmente l'appeal
la novità, se vogliamo, che vogliamo con la quale vogliamo caratterizzare We Like Bike. E verranno presentati già i primi giorni della prossima settimana le prime sistemi di ricarica posti lungo i percorsi, ci saranno 20 postazioni, quindi praticamente ogni comune avrà una postazione, chiamiamola pubblica, condivisa di ricarica, e oltretutto chi si iscrive ai percorsi del 7, 8, 9 di giugno potrà disporre di una N quantità di e-bike che abbiamo messo a disposizione gratuita di chi vuole provarle, e basta che lo chieda quando si prenota. Quando fa la sua prenotazione dice: io vorrei provare un e-bike, per lui ci sarà l'e-bike. Noi ci crediamo, è probabilmente una chiave di sviluppo che va assolutamente incrementata, che va agevolata, che va aiutata ad affermarsi stabilmente come turismo lento e affidato a qualsiasi interprete di qualsiasi età, che è un po' la chiave di lettura di tutto il progetto. Pietro Valent, sindaco di San Daniele, un po' il capocordata di questa iniziativa che vede la collaborazione di 9 comuni. Com'è nata? È nata dall'idea di Gianni D'Afara, così 1 anno e mezzo fa, chiacchierando per strada per fare qualcosa di nuovo per San Daniele. Quindi San Daniele è non solo città del prosciutto, ma anche della cultura, e città che è leader di un territorio da promuovere, il territorio che è quello della Collinare. Ecco che San Daniele prende il suo asset, che è il nome, che è l'attrattività che ha, e lo mette a disposizione dei comuni contermini, e insieme abbiamo potuto sviluppare dei percorsi di cicloturismo che crediamo sia la chiave di lettura per il turismo lento, per fare in modo che la gente possa approfittare della nostra bella comunità collinare. Cicloturismo, turismo lento, ma soprattutto sinergia tra comuni contermini, magari anche di vedute diverse, che hanno capito che il core business deve essere la collaborazione. Bisogna lavorare assieme, solo assieme possiamo raggiungere grandi risultati. Torno a dire, San Daniele ha un asset importante che è il suo nome, l'attrattività che ha, deve mettere a disposizione del territorio. Non dobbiamo essere gelosi, dobbiamo lavorare tutti quanti assieme. Questa settimana è una settimana di promozione con la Kermesse dei Campioni del 4, per fare in modo che i fari si accendano su San Daniele e sul San Danielese in generale, per poi continuare con una programmazione che diventerà fissa di percorsi cicloturistici aperti tutto l'anno. Questo è l'anno zero. Se ci proiettassimo 5 anni in avanti, come vedrebbe questa manifestazione? È difficilissimo vederla proiettata in avanti, perché in pochi mesi abbiamo creato da zero qualcosa che già oggi ha un volume enorme, quindi tassi di crescita e di attività che abbiamo implementato all'idea iniziale, che era quella della semplice kermesse, del semplice spettacolo, e secondo me fra 5 anni avremo tanti progettini che faranno un corollario di questa grande manifestazione. Quindi dopo area di festa c'è questa, tanto grasso che cola per San Daniele. Diciamo che dovrebbe essere il giugno sandanielese, quindi la prima parte dedicata al cicloturismo con We Like Bike e la seconda con area di festa. Un mese di giugno che deve fare da traino per i mesi che anticipano, e quindi tutta una serie di incoming che possono favorire la primavera, e poi lo strascico per quello che sarà l'estate fino ad arrivare all'autunno avanzato. Grazie mille. Grazie a voi. Luigi Bottoni, sindaco di Osoppo, appena eletto, quindi di fresca nomina. Come giudica questa iniziativa della We Like Bike? Ecco, puntare al turismo adesso vuol dire puntare a questo genere di eventi e questo genere di situazioni, quindi percorsi, quindi biciclette, quindi turismo lento, quindi food, tutte queste cose qui che sono un po' la nuova evoluzione del turismo e sono la caratteristica della nostra zona collinare. La bellezza di questa iniziativa è stata però mettere insieme 9 comuni che per la prima volta, speriamo, finalmente si parlano, comunicano e fanno una strategia comune. Esatto, sono comuni che si conoscono e dovrebbero conoscersi già dalla collaborazione con la comunità collinare, ma che con questa operazione qui sicuramente avranno modo di interagire tanto meglio e tanto di più. Ed è importantissimo quello che è stato fatto adesso dal sindaco di San Daniele, proprio per metterci insieme.
e siccome da cosa nasce cosa, e siccome questi comuni hanno tanti percorsi che vengono valorizzati adesso con questa iniziativa, ma anche con prossime iniziative già in corso e già in fase avanzata ne saranno valorizzate ancora, ci sarà una quantità di percorsi nel nostro territorio collinare che veramente può fare tanta gola a questo genere di turismo. Infatti il core business di questa iniziativa, più che la kermesse di martedì che richiama i professionisti, sono i 16 percorsi cicloturistici a ridosso peraltro della ciclovia, e quindi una bella tentazione per tutto il turismo austriaco. Tra l'altro è una cornice meravigliosa perché tagliamento, montagne, parco boschivo, sorgive, insomma acque, in una cornice fantastica e percorsi molto belli. Grazie e auguri per la sua avventura amministrativa. Grazie a lei, grazie a lei. Claudio Maestra, consigliere comunale di Ragogna, in rappresentanza di questo comune, un commento su questa iniziativa sandanielese prima, ma poi che ha coinvolto anche altri comuni. Beh, sicuramente un commento positivo, perché è una settimana, quella che inizia dal 4 al 9 giugno, piena di questi eventi sportivi sulla bicicletta, e voglio fare i complimenti sicuramente all'organizzazione, al sindaco di San Daniele e anche all'assessore dello sport Pilosio, che hanno contribuito insieme agli altri comuni, gli altri 9 comuni del territorio, a far sì che questa sia veramente un festival della bicicletta, anche perché con i 18 percorsi nei 9 comuni limitrofi, sicuramente è un volano per il nostro territorio, per tutti i territori vicini a San Daniele. Credo che sia la volta buona per questi comuni di cominciare davvero delle collaborazioni virtuose che poi giovano per tutto il territorio e per tutte le popolazioni dei singoli comuni. Sì, sicuramente è la volta buona, anche se anche in passato era stato fatto qualcosa, però adesso questa è una marcia in più sicuramente. E non a caso gli sponsor hanno aderito con entusiasmo a questa iniziativa, che allo Stato, al di là del contributo di San Daniele, è costata poco agli enti pubblici. Sì, sicuramente, al di là, proprio come diceva lei, del contributo di San Daniele, almeno per quanto riguarda Ragogna, è sicuramente costata niente. Grazie mille. Giuliana Ganzini è una delle rappresentanti dei Bikes Hotel, ma soprattutto molto sensibile alla tematica green, al turismo lento, alla bicicletta, a queste cose. Sì, esatto. Abbiamo sposato insomma la causa positiva di We Like Bike. Crediamo che appunto il turismo della bicicletta sia una grossa opportunità per anche le destinazioni minori del Friuli, soprattutto per le valli del Natisone, la Carnia, perché è un turista, quello della bicicletta, che si ferma dove vuole, quindi è per definizione un turista che porta della buona economia, delle buone ricadute economiche a 360 gradi. Noi siamo obiettivamente in ritardo rispetto a realtà del nord, Austria, Germania, Olanda. Crede che questa possa essere un'opportunità per cominciare a colmare il gap che ancora ci divide? È un'opportunità se sappiamo non copiare male quello che da altre parti è già in qualche modo sfruttamento del territorio. Noi abbiamo un territorio vergine, dobbiamo crescere in maniera equilibrata, anche perché poi comunque si fa turismo con gli addetti del turismo, quindi siamo una regione comunque che ha non tantissima densità abitativa, quindi siamo quelli che possono servire un turista, quindi crescere in maniera misurata, cercando di porci un'asticella e non fare le figure che stiamo vedendo adesso sull'Himalaya. Per questo di figure e di politicamente scorretto, la politica con cui ci si deve confrontare può fare di più su questo campo, ovvero su questo terreno del turismo lento, eccetera? L'esempio di San Daniele è virtuoso perché dice che ci sono degli amministratori che evidentemente hanno ascoltato molto da vicino quello che è peraltro un territorio, una destinazione che già vanta della buona pratica, insomma, sulla promozione di un prodotto come chiaramente è il prosciutto di San Daniele, per cui loro avevano già delle buone pratiche che hanno poi adesso adattato con nuovi operatori, quindi con nuova linfa, anche ad un altro prodotto turistico. Grazie mille. Prego. Giancarlo Patriarca, referente della federazione regionale della Federciclismo a We Like Bike. È turismo legato alla bicicletta, in qualche modo comunque la bicicletta è sempre protagonista.
benvengano anche queste manifestazioni e questi eventi, vero Giancarlo? Certamente, è importantissimo anche avere questa disponibilità da parte dei comuni che creano queste iniziative. Certamente che noi li appoggiamo con questi percorsi che possono far vedere le bellezze veramente del Friuli, sono cose bellissime da poter fare senza purtroppo andare per la strada, perché alle volte sì, è un po' un problema. Ci sono queste bellissime iniziative, queste gare che vengono fatte in questa settimana con i professionisti, con i ragazzini nostri, per cui anche noi ci stiamo impegnando. Siamo qui a dare una mano nel tempo libero, perché come tutti siamo a lavorare, di conseguenza anche oggi appunto anch'io ero impegnato. So che gli altri che hanno organizzato appunto quelli dell'UC San Danielesi sono anche loro impegnati in altri lavori, purtroppo questo è la passione ci porta comunque qua, ecco. Auguriamo comunque una bella manifestazione per quello che riguarda la settimana che c'è entrante, e poi comunque ben venga per il turismo regionale. Sì, sono delle kermesse, diciamo, all'interno del circuito delle gare regionali e comunque del calendario nazionale. Vediamo, perché anche questa è una scommessa, perché c'è questo percorso che è un attimino duretto. Vediamo quello che succede, magari anche i giovani si divertono.